La voce, ok, scusate. Hai visto? Scusate, ho sbagliato. No, scusate. Allora, allora, lo sapevi. facciamo di nuovo. Buongiorno. E buona domenica a tutti. Buona domenica. Sì, perché avevamo messo il... Scusate, ho sbagliato io. No, vabbè, una perché hai cosetta. sbagliato. Allora, dicevi Lello, questa è la bellissima chiesa di Perché San Domenico. vederla senza macchina. Vedete che bella? Senza macchine, senza le macchine. La chiesa di San Domenico, una delle chiese, questa è impropriamente chiamata basilica, però è chiesa. Muti, no, abbiamo recuperato. Vedete Lello? Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo che è bellissimo Lello a vedere la città senza macchine. Sì, ma se tu vai già con l'occhio... Lascia le chiacchiere. Ragazzi in gamba. Buongiorno, grazie, ciao. Questo fa piacere. Sto facendo la diretta. Lascia fare le chiacchiere. Grazie. Ciao. Belli. Dici? Grazie. È bello avere queste testate di stima. Avete visto? Oggi ci stiamo facendo un giro tra la gente, perché noi siamo tra la gente, siamo un'associazione tra la gente, vedo. E vedete, casualmente iniziamo a incontrare degli amici che ci dicono grazie, bello, grazie. Ci saranno dei balli, ci saranno parecchie iniziative che... Buongiorno. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Nello, vai avanti così. Grazie. Avanti così, vai che vai bene. Cosa ne pensate del falò? Benissimo. Vi è piaciuta questa iniziativa? No, una grandissima cosa. Siete sempre importanti. Solo sopravvivere. La lunga sopravvivere, non la lunga. Però diciamo l'evento è stato gradito da voi. Gradito non solo da me, ma da tutto il pubblico parlettano. Grazie. Noi vogliamo recuperare le tradizioni di questa cosa qui. Continua di nuovo per il fatto di gente che mette le macchine ai passi carrabili, alle alle rampe per i disabili. Lo faremo sempre, Fallo sempre, che l'ENACAP ai divieti di sosta, di doppie file, fallo sempre. Grazie. Se il fuoco lo accendevi prima... Lo so, però abbiamo dato ragione, però abbiamo dato un orario noi. Sì. E abbiamo aspetta, scusa, noi abbiamo dato anche la possibilità ai negozianti di vederlo, perché l'anno scorso ce lo chiesero e noi siamo per il sociale, per tutti. La cosa più per i bambini, diciamo, che per i grandi. Allora, quell'orario... Diciamo quest'anno noi abbiamo cercato di fare anche con l'evento da Piazza Plebiscito, perché quella la corona, voi ce lo insegnate che siete più grandi. Prima c'era più gente, in questi anni non ne stava mai nessuno, allora noi abbiamo creato, diciamo, una specie di corridoio, passaggio da lì, e Piazza Plebiscito era pienissima pure. Comunque è stato bello il tam tam del giorno dopo l'incendio. Bellissimo. Vabbè, perché Barletta è stata ferita. Sì, sì. Ci siamo raccolti tutti insieme. Quindi oltre a queste iniziative voi apprezzate tutto il nostro lavoro pure che facciamo per la città. Ma non da oggi, da quando è iniziata Barletta. Grazie. Quindi apprezzate il nostro lavoro. Nonostante tutti ci danno molte critiche. Non date retta alle critiche. Fate vedere i difetti della nostra città, della nostra bellissima città. Pregi e difetti. Comunque Peppe, io voglio, visto che ci sono 4 galantuoni, io posso dire che Gesù faccia i pesci e un motivo in grosso. Giorgio. Diceva sì? Che senza peccato scagli la prima pietra e noi diciamo che senza peccati dica la prima bugia. Ok, e quindi come facciamo? Buona domenica a tutti, grazie. Buon lavoro. Ok, allora ci vediamo va bene, tra 5 minuti, va bene? Ciao. Sì, 5-10 minuti e cosa fare? No. Ciao. No, non si rompe. Dicevo Lello, bella questo buongiorno tra la gente, perché sentiamo quello che la gente ci vuole dire. Sì, infatti. È bello perché, vedete, casualmente stiamo incontrando gente che comunque ci sta dicendo le critiche, diciamo costruttive, le cose costruttive. Abbiamo trovato 4 persone che hanno
una bella ciambata vietata, una bella ciambata. Però vedete, queste persone ci hanno detto, cioè tutti ci stanno fermando, ragazzi andate avanti, ragazzi siete forti, ragazzi andate avanti, ragazzi. È bello che comunque si dica. Ciao. Salvatore, buongiorno. Hai visto le foto, Salvatore? Sì. Questo è bello. Quelle entrano nella storia, quelle foto. No, faranno il lazzito. Ma c'è il titolo. È una bella giornata fredda, però vedete le strade chiuse al traffico, possiamo goderci la città, vedete, molto bella. La gente passeggia. È una bella giornata, una bella domenica. Dicevamo, oggi siamo tra la gente, abbiamo deciso di venire tra la gente e la gente ci ferma per dirci, per farci magari anche delle critiche o complimenti, cioè stiamo raccogliendo gli umori della gente, non solo post l'evento 7 dicembre, ma anche su tutto quello magari... Papà. Sì, come no, ma stai scherzando? Non solo dicevo sul 7 dicembre, ma su tutto quello che noi facciamo per la città, magari delle critiche, magari qualche suggerimento, e la gente ci ferma. Ora, camminando, questo buongiorno itinerante. Ciao Ruggè! Questo buongiorno itinerante. Quando è bello passeggiare. E magari ci diranno pure, qualcun altro ci fermerà e ci dirà qualche altra cosa. Critiche, suggerimenti. Quelli non mancheranno, sicuramente. Bello, ma le critiche fanno parte, perché la critica, se è costruttiva, è finalizzata alla crescita. È giusto. Se io dico la critica distruttiva, perché è fofis, non vale la pena. La critica è bello, perché se uno ti fa la critica costruttiva, tu riesci a crescere e riesci a correggere l'errore, il tuo errore. Quindi è bello che la gente ci dica: ragazzi, magari io avrei in mente questa cosa. È molto bello, quindi aspettiamo qualcun altro che ci fermi, come è successo fino ad ora. Nel frattempo stiamo facendo godere di questa bella passeggiata. Possiamo chiedere anche al nostro amico Salvatore. Certo. Di che cosa ne pensi del fatto che abbiamo fatto questo bellissimo evento, però poi ci rimane l'amaro di amaro che qualcuno si mette anche a criticare dopo tutte quelle responsabilità che ci siamo. Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vi possiamo chiedere una cosa? L'evento del 7 dicembre, se vi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto? Molto bello. Vi è piaciuto tutto? Tutto. Bello e originale. Grazie, È grazie. molto difficile da migliorare perché veramente... Grazie, bello, grazie. Grazie. Per la città, lo sai Massimo, lo facciamo per la città, per far crescere e migliorare questa città. E noi siamo contenti. Questa è una grande soddisfazione per noi barlettani, comunque sentire il vostro parere, soprattutto questo. Quanto è giusto, È una cosa bellissima. Non li conosco, sono dei signori autentici, quindi possiamo dire che... Bontà tua. Bontà vostra. Dovrebbero essere molti di più come Grazie. Peppe, qui c'è un altro signore che ha visto il falò e le è piaciuto. Quindi è stato gradito? Gradito. Esatto. Però ci dovete fare una... Io vi posso chiedere una cosa? Dovete dire, visto che esiste già un consiglio di queste opere, la domenica è possibile far camminare i mezzi pubblici per ritirarci sia 3 minuti a casa, arrivo, sia 3 minuti, all'ospedale. ok? Ciao. Mandano, quelle cose mandano. No, ma ve lo dico. No, io ve lo dico. Io sono della Corriera, vivo al di là.
quello che ha bisogno della corriera, dell'auto. Al di là, No, al di là della... al di Al di là di un'altra zona. al di là, Certo che non fa murichi, sì. no, invece non sei molto È allungata la veita. con la mia attività, ecco, mi sto risentendo questo fatto proprio perché come cittadino che abito in via Rossiglia, alle spalle il complesso Stella, vi devo dire, il complesso Stella, e le persone che stanno in ospedale, che io Che voi conoscete. sono stato da paziente, Ah, a parte l'ospedale vecchio ho lavorato, va bene? Perché non si fa camminare il mezzo pubblico? Via Libertà andare, va bene, da sotto al ponte sì. A ritirarsi dal centro del percorso dov'è, si ritira in via Ferdinando d'Aragon con l'angolo di via Sant'Antonio e finisce. e finisce, e fa. Ma quello mi chiedo scusa. Quella è la navetta che hanno fatto per chi deve parcheggiare. Ciao. Per chi deve parcheggiare dove? Nell'ipercoop, nelle cose. Per i pedoni come voi, che voi siete abitati là, volete venire, ci dovrebbero essere dei servizi in più, che avete ragione, e non ci sono. A me quelle due, se quella navetta che va all'ipercoop, io la posso prendere dai dati punti di là, che io abito in via. Sì, ho capito. Dove abito? Devo uscire su via Achille Bruni, sì. Allora, quei punti metti i mezzi. Va bene, va È bene. soltanto il traffico, che uno deve andare di là E e uno deve venire. tornare di qua. Va bene, va bene. Siamo d'accordo. Non so se mancano i servizi. Va bene. No, i due mezzi. I due autobus, sì. I due, Dunane. Sono d'accordo. Oggi costa un'ora, mezz'ora, un'ora. Sono Però bene. le persone vanno a trovare il paziente. Non mica tutti hanno la benedetta macchina. Sono Ho d'accordo. 80 anni, se io devo andare a trovare Santo Chiuso, 28 a Natale, per essere preciso. Io che ho un parente che abito di qua, perché lei ci fa la vista a domenica? Va Per bene. essere una città di costo, vuoi fare festa e la pazienza, Siamo d'accordo. Va la bene. coscienza umana la metti. Grazie. d'accordo. Buona giornata. Buona giornata, buona domenica. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Ehi, di nuovo, ciao, grazie, ciao. Quindi i problemi. I problemi, i servizi. Sono tanti. Perché buongiorno. Allora qua, vedete, noi siamo un raccoglitore di denunce. No, ma è giusto perché diciamo Però, che, perché- diciamo che se le città belle che sanno come far vivere le persone si parte sempre dai servizi. Posso dire una Se cosa? noi non abbiamo i servizi, perché dobbiamo lasciare le macchine, perché vedi che bello passeggiare. Però posso dire una cosa, Dimmi, Nello, dimmi. siamo scesi tra la gente ci sta fermando anche, avete visto pure in diretta. Questo è un invito che noi facciamo anche alla politica, di scendere tra la gente, perché la gente vi chiede, cioè noi Barletta siamo la gente diventati, della siamo politica diventati si un, schifa- ma appunto, ma siamo si è diventati un schifati. raccoglitore. Noi abbiamo la fiducia della gente. Perché abbiamo la fiducia della gente noi? Perché la gente ci vede che siamo nel loro tessuto. Nel loro tessuto, scusate, ma è uscito un piccabescio. No, guardate che bel sole che c'è. È una bellissima giornata. Beh, però una diretta tutte e tre insieme, un saluto tutte e tre insieme. Buongiorno Buona signori. domenica. Buona Grazie, domenica. altrettanto. Ciao. Buona domenica. Passeggiamo. Sì. Sì. Guardate che bel sole. C'è molta gente in diretta, ragazzi, molta gente, grazie. È una Avela. grande soddisfazione questo, sentire i pareri comunque dei barlettani e
di tutti quanti noi che infatti. ci siamo prodigati a far sì che questo evento non venga dimenticato. Ma assolutamente, Anzi, è dobbiamo una fare grande soddisfazione. A me per mi è piaciuto tanto quel signore che ha detto difficile che fate meglio, perché è stato veramente bellissimo e perfetto. noi. Da pochi sentire queste cose qua, Una non bella tutti cosa. comunque accettano questa cosa qua, e questo sono orgoglioso di essere barlettano comunque. Grande Grazie. Salvatore, grande. Ragazzi, buona domenica a tutti, così vi lasciamo anche ai vostri telefonini, ai vostri amici. Vi auguriamo una buona domenica. Ci saranno di queste belle dirette, delle interviste in mezzo alla gente. Da Barlit a Vest, Lelurus, Salvatore e il grande Peppe. Barlit A Vest.